Atletica di Marca in Festa 2012, ovvero il meglio dell'atletica leggera di Treviso. Sabato 25 febbraio presso l'auditorium della provincia di Treviso si sono ritrovati tutti, atleti, tecnici, dirigenti e giudici per ripercorrere i momenti salienti della stagione passata e premiare chi si è più distinto. Con la passione di trasmettere la cultura sportiva che questa disciplina ha nelle sue varie specialità, dà modo a tutti i nostri giovani di esprimersi al meglio delle loro potenzialità, e abbiamo poi anche dei giovani talenti che riescono a raggiungere risultati agonistici importanti e sono sicuramente un punto di riferimento per il futuro di questa disciplina. L'atletica è la regina degli sport, è lo sport base, e noi siamo particolarmente impegnati perché aumenti sempre di più l'attività di questa federazione, in particolare a livello di base. La federazione lavora ottimamente e ogni anno produce, e quest'anno poi in particolare, notevoli risultati che ci riempiono di soddisfazione e di orgoglio. Quella trevigiana è una delle realtà più importanti per l'atletica a livello veneto, grazie soprattutto all'impegno profuso nel settore promozionale. Le società stanno piano piano iniziando a collaborare e presto si realizzeranno nuovi progetti. Una cosa che mi interessa e che vorrei assolutamente proporre in modo definitivo nel territorio sono i centri di specialità. Trovare nel territorio, cioè chi cura le singole specialità. A Vittorio Veneto c'è la marcia, a Villorba può esserci l'asta e via dicendo. Ecco, questo sarebbe un altro bel progetto, difficile da realizzare ma non impossibile. La cosa migliore sarebbe quella di poter potenziare ulteriormente la cosa, possibilmente cercando di trovare delle collaborazioni anche tra società, perché è difficile coi tempi che corrono trovare società che abbiano la disponibilità di tecnici per tutte le discipline. Ecco, quindi da questo punto di vista potrebbero sicuramente fare questo tipo di iniziativa. Ma veniamo alle premiazioni. Vince il titolo di miglior atleta dell'anno l'allievo Tobia Vendrame della Jäger Vittorio Veneto. Tobia l'anno scorso ha conquistato la vittoria nei campionati giovanili indoor di Ancona e si è classificato secondo agli italiani di categoria di Rieti. Per lui ora un piccolo infortunio al metatarso, ma già dalla prossima settimana ritornerà in pedana. Non me lo aspettavo, però un giorno mi hanno mandato un messaggio e niente, sono atleta dell'anno. Inizialmente ho cominciato con un'altra società, ma avrò avuto 12 anni e niente, mi piaceva il salto in alto ma nessuno mi allenava. Poi ho cominciato con un altro allenatore, ho cambiato squadra e niente, sono arrivati i risultati. E tra le società il premio come migliore compagine nel settore promozionale va all'Atletica Montebelluna Veneto Banca con 8.385 punti. Il Comitato Provinciale di Treviso può essere orgoglioso della sua attività sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E non è tutto, perché l'atletica nella Marca vuol dire anche grandi eventi. Questo è un altro fiore all'occhiello della Marca trevisana. Non siamo solamente il comitato con più società affiliate e il maggior numero di atleti tesserati, circa 1 migliaio in più della seconda provincia che ci segue, ma abbiamo anche questa capacità di organizzare una serie di eventi, uno più importante dell'altro. Sono una settantina nel territorio, vi dico solo una data e un evento, 4 marzo Maratona di Treviso, che poi è collegata a tutta una serie di altre situazioni anche dell'attività promozionale.